3 giornate di sciopero, cosicché faremo vedere che senza i lavoratori degli appalti il centro chiude. Le giornate di sciopero durante il periodo di carnevale non è escluso nei 3 momenti clou, con il martedì e giovedì grasso, cioè nel previsto periodo di massimo afflusso di gente. Nuovo presidio dei lavoratori del Fondeco dei tedeschi a Venezia che al grido di lavoro chiedono sicurezza occupazionale. Lo stato di agitazione è deciso con i sindacati insieme ai rappresentanti dei 113 lavoratori degli appalti, facenti parte dei complessivi 339 occupati. Tutti dal prossimo aprile resteranno a casa per la chiusura del centro commerciale del Lusso, che negli ultimi 5 anni ha accumulato debiti per 100 milioni di euro. Questo è il motivo per il quale tutti i lavoratori verranno licenziati, con la differenza che soltanto i 226 lavoratori diretti riceveranno l'indennità di buonuscita. Gli altri resteranno a casa senza alcun tipo di paracadute salariale. L'appello al governatore Zaia e al sindaco Brugnaro affinché intervengano a tutela di tutte le famiglie coinvolte nel licenziamento di massa. Che ci sia un tavolo alla presenza però anche dei gestori del gruppo DFS e LMVH, perché anche loro si debbano prendere la responsabilità non solo di 226 lavoratori diretti, ma anche di chi comunque garantiva e garantisce i servizi commerciali, che sono i lavoratori diciamo invisibili, che però sono fondamentali per la gestione delle attività giornaliere. Un'ulteriore convocazione serve a far sì che tutti questi lavoratori, nel bene o nel male, in termini occupazionali o in termini salariali, vengano messi sullo stesso piano. Oggi non è così.